No, I'm not a writer. Buongiorno Italia. Buongiorno un cazzo, perché la troia. Mm. 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 Non doveva venire col caffè a svegliarmi. Pareva aver sentito sta roba ieri notte, no? Porca troia. Io adesso, Ta-na-na-na-na-na. 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 Oh, shh, facciamo piano. Dove abitiamo oggi? Nick, piano, 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 piano. No, non fa spam. H. Ok. Adesso aspetta. Andiamo a fare i dispetti. Zitto, zitto. È duro da spostarsi. Non è come il mio che balla. Anche lasciato aperto. Pensa che sia qualcuno. Shh, com'è sotto? Potrebbe vedere per lo specchietto retrovisore libero, quello della cabina guida. Cazzo, non sente. Guardalo, Yuri. Oh.
No. Sto sfigato, mi sono No, non ti cagata sei neanche addosso. presa. Mi sono anche cagata addosso. Buono. Dai, paura. Per la serie andiamo al bar. Ma quale bar? La Bennina qua ti fa il caffettino. Poi talmente tanto caffè non si chiede neanche quanto di questo. Si pensa di mia nonna. No, un filtro di caffè ci serve. Porca Accendino. troia. Vedi, in realtà tutta la nebbia che vedi sono io. Signora Faiga, siamo pronti? Sì, aspetta, ti metto Le mutande e via. Ora dov'è il mio bel camperino? Nel wild. No, non siamo nel wild, siamo in riva al fosso. Dopo andiamo nel wild. Vero cane che dopo andiamo nel wild. Ah, Zio Wild. Il Wild Veneto. Presentato da Yuri delle Puntine del Mondo. Siamo nel Wild Veneto. In mezzo alla steppa possiamo notare due esemplari di camperisti. Alla sinistra, camperista zingano. Alla destra, un esemplare non ancora riconosciuto. Andiamo a scoprire di che specie si tratta. L'esemplare maschio di camperista zingano è già sveglio, ma soprattutto pronto da 3/4 d'ora. L'altro esemplare molto probabilmente è femmina, in quanto si sta ancora preparando. Eccola qui, possiamo vedere che è un esemplare di camperista femmina dal pelo bruno che esce alla ricerca del cibo. Ecco, mentre seguiamo l'esemplare femmina che si porta il cibo fino alla tana per poterlo consumare in tutta tranquillità. Dobbiamo seguirla senza far rumore, Mi prendi in giro, non bevi neanche un goccio di caffè, te lo dico. altrimenti si spaventa o peggio, essendo un esemplare femmina, si offende. Neanche un goccio. L'esemplare di camperista femmina ha fatto riferimento al suo istinto femminile per ritrovare la strada ed andare così alla tana per consumare il cibo. L'esemplare femmina di camperista dal pelo bruno dovrà difendere la sua preda dai cani pericolosi che ne richiedono la loro parte. Una colazione così quando mai ti è successo? Colazioni livello pro. Vabbè, le faccio spesso. Però vabbè. Così, tutto apparecchiato tipo No, picnic? tutto apparecchiato no. Qua ok. c'è il tocco femminile. Bravo. Mancano 2 fiorellini, però non è stagione di fiorellini. Mettiamo due alghe. Mettiamo 2 alghe. Esatto. Figata andare al mare con draghi che volano. Ah sì? Sì. E ti trovi i draghi Mm. volano. No, è ancora... È caldo? Sì. Vuoi un Sì. pezzettino di torta? Sì, volentieri. Fermala, vada retro. No, vada retro. Ha sentito Nessuno vuoi ti un vuole. pezzettino di torta? Non ti... No! E posso farla a wild? È già tagliata? Sì. E allora, no. Si fa così. La torta wild si prende e si mangia. Bar livello pro,